Delitto di Lignano, sentiamo il parere dello psicologo Paolo Zucconi. Queste le sue parole. Ora, il perché dal punto di vista clinico noi lo troviamo all'interno delle nosografie psichiatriche e come anche ho avuto modo di dire alla redazione del Gazzettino, purtroppo siamo di fronte a quello che, ovviamente un'ipotesi questa, a quello che viene chiamato un disturbo di personalità antisociale, perché solo persone con disturbo antisociale di personalità e magari anche aggravate da un disturbo cosiddetto narcisistico di personalità possono compiere simili delitti e nello stesso tempo comportarsi agli occhi di tante persone che sono state intervistate a Lignano come fossero delle persone, diciamo, quasi per bene, delle persone specchiatamente morali, delle persone quasi normali, però c'è questa doppia faccia tipica della persona con questi disturbi di personalità, è considerato l'efferatezza del crimine, si può anche ipotizzare l'uso di sostanze tossiche, unitamente a queste caratteristiche maladattive di personalità che formano chiaramente un vero e proprio disturbo. E il suo giudizio nei confronti dei media? Allora, davanti a avvenimenti di questo genere, in relazione anche a quello che avviene in stati confinanti al nostro, c'è un'eccessiva informazione su eventi negativi, mentre su eventi anche positivi, seppur ultimamente sono molto infrequenti, c'è meno informazione, per cui sembra che la nostra Italia, il nostro Friuli siano investiti. Mi permetta, non si è fatta un po' troppa fiction e meno comunicazione? Sì. E sembra che sia esclusivamente contornati da delinquenti e siamo veramente in un mondo di delinquenti, stiamo anche in certe maniere aumentando la situazione reale, dando troppa importanza alla situazione reale. Tuttavia più che fare scoop e cercare di coinvolgere le persone in uno scoop giornalistico, è bene anche informare le persone, però con un'informazione corretta e pedagogica del genere. State attente che accanto a noi vivono anche persone con disturbi di personalità seri importanti e queste persone sono più predisposte di altre a commettere delitti o comunque azioni efferate a danno della comunità. Possiamo dire che resiste ancora comunque il mito del Friuli? Il mito del Friuli è la storia del Friuli, una storia che è ben lontana da questi avvenimenti, una storia di persone anche forse un po' troppo serie, persone però impegnate e persone con dei fondamenti morali, civili, molto stabili e solidi.